noi abbiamo anche la consapevolezza in realtà di aver già fatto molto di quello che dovevamo e che potevamo fare. Ci sono delle persone che sono interessate e che sono come da collocare tra le vittime, diciamo. Tra questi siamo anche noi, c'è anche la Chiesa, e ci sono i ragazzi, ci sono le famiglie, c'è il Barbarigo, c'è la scuola dell'infanzia, c'è la parrocchia e di tutti bisogna tener conto. Però non me la sento di passare dalla parte di chi doveva fare di più, perché abbiamo fatto molto. Così il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, in merito alle denunce per pedofilia che hanno coinvolto l'ex docente di religione del Barbarigo, Francesco Saviane. La giustizia civile ha più strumenti dei nostri, sottolinea Monsignor Cipolla, e ci aiuterà a capire la verità. Confermata anche la rimozione di Don Cesare Contarini, che dal 2023 ha ospitato il 37enne in parrocchia ad Albignasego. Una nuova destinazione è ancora elaborata e è previsto che lui si allontani certamente dalla parrocchia Quando succederà? nei prossimi giorni. Avete- Il tempo anche fare qualche scatolone, cioè nel senso che non è indagato Don Cesare. Don Cesare ha fatto quello che poteva fare, in coscienza ha preso le sue posizioni, noi non le abbiamo condivise, però non mi sembra che dobbiamo trattarlo come se fosse una persona così da inquisire. Ad Albignasego, intanto, c'è stato un confronto in parrocchia tra Don Contarini, che ha confermato che tra qualche giorno se ne andrà, e i genitori dei bambini del Grest e della scuola parrocchiale per confrontarsi in un momento di forte preoccupazione, come testimonia uno di loro. Non prendiamo in considerazione il fatto di non portare i nostri figli, perlomeno i genitori della mia classe, perché non è questo quello che vogliamo. Noi non vogliamo avere paura di lasciare i nostri figli qua, noi vogliamo poter stare tranquilli e quindi vogliamo arrivare a quello, vogliamo arrivare a stare tranquilli.